Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica del Cerco Amici e questa sera abbiamo un signore di Trapani praticamente che è in cerca di amici. Buonasera. A Paceco abito io. Di Paceco? Vicino Trapani praticamente? Sì, certo. Vabbè, lei si chiama? Argentino Ettore Giovanni, Giovanni. Allora, signor Giovanni, mi dica quanti anni ha? 64. 64 anni. E praticamente lei è in cerca di amici. Sì, mi piacerebbe trovare un'amica abbastanza per me. Perché lei praticamente si sente solo. Sì, sì. Come passa il tempo nella giornata? Ma esco di casa, esco un poco, poi vado al bar, vado così, vado in giro, vengo qua alla Madonna e passo. Alla Villa della Madonna praticamente. Alla villa, no, sono andato alla Madonna Sì. e poi ho passato qua alla villa per andare a prendere l'autobus per andare a Paceco. Durante la giornata che cosa fa praticamente? Passeggia? Poi non c'è niente da fare, non posso fare niente pure perché per adesso è un po' brutta la cosa. Cioè praticamente è andato incontro a qualche malattia? No, malattia no, c'ho il braccio tutto, questo non lo posso muovere perché infatti sono andato dal dottore l'altro giorno e mi ha detto vediamoci quello che c'è da fare. Certo. Lei praticamente è ex separato, giusto? Sì, sì. Cioè praticamente è separato da 14 anni mi sembra. Sì. C'ha figli? 5 5 figli e 7 nipoti. e 7 nipoti. E ascolti, praticamente la compagnia dei figli e dei nipoti lei non... No, sono tutti, Purtroppo no. sono tutti con sua madre. Cioè l'hanno completamente abbandonata. Sì, sì, E lei attualmente praticamente è completamente in solitudine. solo. È brutta la solitudine, lo sappiamo. Purtroppo sì. Comunque lei non si deve disperare perché nel mondo si può anche... Disperare cioè, no, guardi, però c'è sempre quel momento che uno pensa a certe cose passate, che comincia a pensare a certe cose e magari si può sentire un po' brutta la faccenda, però può darsi, l'importante è che ha la forza di continuare. può darsi che la cosa migliorerà. Aspettiamo in dicembre, Lei praticamente è fiducioso. sì, aspettiamo in dicembre la cosa dovrebbe cambiare per me. Il mese di dicembre la cosa, infatti ho fatto già la cosa. Che poi oltretutto lei è senza lavoro e senza pensione, No, giusto? no, senza pensione. Sì. E in dicembre, il 6 dicembre faccio 65 anni. E quindi le dovrebbe toccare la pensione. Ho fatto la domanda alla pensione e mi tocca sui 700 euro. Mi hanno detto già sui 700 euro. E già, E si 700 può euro cominciare già. possiamo, una coppia può campare. A Certo. casa ce l'ho e una coppia può campare abbastanza. Certo. Va bene signor Giovanni, e che posso dire? Amici telespettatori, abbiamo conosciuto il signor Giovanni di Paceco, 64 anni ed è una persona che si sente incredibilmente sola, per cui va cercando amici non per scopi, per magari non so, scopi strani, ma va cercando l'amicizia per compagnia, perché è un signore praticamente che passa molto ma molto tempo da solo e noi lo sappiamo amici telespettatori che la solitudine è brutta perché poi successivamente si hanno dei pensieri che non si dovrebbero avere. Esatto, si facciano certe cose in testa che uno non dovrebbe pensare, ma purtroppo senza da solo pensa tante cose. Certo. E questa è la vita, non c'è altro da fare. Ma speriamo che Dio ci cambia la vita e in base a cose come stanno, penso che in dicembre dovrebbe cambiare la mia vita. Va bene signor Giovanni. Ok, amici telespettatori, ripeto, per chi fosse interessato a contattare il signor Giovanni solamente per scopo amicizia, può contattare o telefonare direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok? Un augurio fortissimo da parte nostra, Strano Mondo Siciliano, Grazie, signor Giovanni. grazie. Ok? Alberto per la rubrica dei Cerco Amici vi saluta e vi saluta anche il signor A piacere, Giovanni. a rivedere e tanto saluto a tutti. Ciao.